Oggi ci troviamo nel territorio di Dolianova, più precisamente nella località Zadome Sorcu. Quello che potete ammirare alle mie spalle è il nuraghe Zadome Sorcu. Del complesso originario è rimasto ben poco, solo alcune capanne e, come possiamo ben notare, è impossibile entrare all'interno del nuraghe, in quanto è presente un importante crollo. Sono stati fatti degli scavi archeologici negli anni 20 e negli anni 80, grazie ai quali sono stati ritrovati dei reperti di epoca romana, una freccia e anche dell'ossidiana. Il complesso nuragico è stato realizzato al di sopra di un affioramento roccioso che dà la possibilità di vedere tutto il Parteolla e tutto il Golfo di Cagliari. Questo è un altro esempio di come l'antica civiltà sarda fosse in grado di costruire queste grandi strutture megalitiche in luoghi impervi.